Mandi a Duc, mandi a tutti. Proprio oggi vengo dal Friuli occidentale, nel quale a Pordenone si è svolto un banchetto per la raccolta delle sottoscrizioni elettorali a sostegno delle candidature del Movimento Friuli per le prossime elezioni regionali del 2 e del 3 di aprile del 2023. Questa fissazione ravvicinata, il più possibile anticipata, delle prossime consultazioni regionali in Friuli, decisa dalla giunta regionale Federiga, verosimilmente per abbreviare i termini di deposito delle firme che sono necessarie ai simboli non esentati per andare a candidare, a formulare le proprie candidature per anche solo partecipare alle elezioni regionali oramai imminenti, determina un'anticipazione, ecco, di tutta la tempistica preliminare di questo prossimo appuntamento elettorale così importante per il Friuli. Ed ecco che nonostante qualche difficoltà i volontari si sono mossi da tutta la regione e proprio oggi, sabato 11 febbraio del 2023, eh, insomma, ho visto con i miei occhi un'esperienza davvero interessante sul campo, in piazza, a Cavour, a Pordenone, in centro, presso il locale mercato, un'esperienza davvero significativa, almeno per quanto ho potuto assistere. Ho visto i figli dei vecchi militanti ed esponenti del Movimento Friuli, di questo storico movimento politico friulano, eh, guardare alle bandiere esposte presso il banchetto delle sottoscrizioni elettorali, ripensando all'impegno dei propri padri. Ehm, e questa continuità intergenerazionale, insomma, l'ho ritenuta particolarmente significativa. Eh, Anche perché molti giovani si stanno dando da fare per cercare di riattivare, far ripartire la complessa macchina di questo movimento così importante per il Friuli, l'identità friulana, che costituisce un pezzo di storia della nostra regione, della nostra autonomia. Ehm, Dobbiamo, nonostante tutte le numerose difficoltà, fare un tentativo nel poco tempo che ci rimane, sostanzialmente una settimana o poco più, per superare i gravi, pesantissimi ostacoli che una legislazione elettorale incostituzionale, palesemente incostituzionale, qual è l'FVG Porcellum, la legge elettorale regionale attualmente in vigore, eh, impone soprattutto ai piccoli, ai deboli, alle liste non esentate, diciamo ad excludendum. Dunque, non possiamo non andare a sostenere con una firma, un gesto semplice che non costa nulla, che non vincola il voto, diciamo, una insomma delle forze più legate al nostro territorio friulano.
In molti, anche giovani, se ne sono resi conto, sono venuti, a firmare, senza alcuna distinzione. Ho visto, elettori provenienti, insomma da moltissimi comuni del Friuli occidentale, insomma da tutti gli ambienti geografici, storici, indipendentemente dalla loro appartenenza, ad esempio linguistica. C'erano sì friulanofoni, ma non solo, e davvero ho visto grande consapevolezza per l'autonomia, che è davvero un valore trasversale, apprezzato da molti, anche dai tanti friulani di adozione che non hanno mancato anch'essi di sostenere la possibilità di partecipazione elettorale, e le candidature del Movimento Friuli, anche oggi. È stata una giornata sicuramente positiva, che ripeteremo prossimamente, con grande attenzione, soprattutto al Friuli occidentale, ma non solo. Ehm, Ricordo ad esempio l'iniziativa di Tolmezzo nella mattinata del ehm, lunedì 13 di febbraio del 2023, ma altri banchetti verranno organizzati nel fine settimana che verrà, ovverosia il 17 febbraio del 2023, sempre nella mattinata, ehm, a San Vito al Tagliamento, presso il locale mercato settimanale, e l'indomani, il successivo sabato 18 febbraio del 2023, sempre in orario mattutino, diciamo fino alla mezza, non oltre l'una, in piazza Garibaldi, sempre contestualmente rispetto allo svolgimento del locale mercato settimanale. Sono occasioni molto importanti di partecipazione democratica, che cercano di coprire tutto o quasi tutto il territorio del Friuli occidentale, ma non solo, presso almeno alcuni tra i principali capoluoghi mandamentali. eh, Non saranno gli unici, sono in programma altre iniziative, fino all'ultimo momento, anche se la scadenza è sempre più prossima, per cui non sono, almeno per il momento, in grado di fare ulteriori anticipazioni. Ehm, L'invito è a far girare anche questo video presso parenti, amici, conoscenti, simpatizzanti, gruppi, associazioni friulane, che possono essere sensibili, diciamo, ai temi dell'autonomia, ai temi della identità e della rappresentanza del Friuli, per far girare la voce il più possibile in questi pochi giorni che ci rimangono, e che potrebbero essere davvero importanti per fare la differenza, e per ampliare il pluralismo politico regionale, consentendo a una forza territoriale, diciamo autoctona, di quantomeno partecipare, ecco. Ehm, Rafforzando anche la nostra autonomia, e
consentendo la maturazione di un sistema politico eh, friulano e solo friulano, eh, più libero, davvero autonomo, che potrebbe essere davvero la soluzione per molti problemi della nostra regione. Per cui l'invito è davvero a fare un ultimo sforzo perché davvero anche solo qualche firma in più potrebbe davvero mh, aiutarci a superare gli ultimi ostacoli eh, che ci separano dalle candidature e quindi dalla possibilità di partecipare a prossime elezioni regionali che oramai stanno arrivando. Vi ringrazio per il sostegno che avete già iniziato a manifestare e a formalizzare eh, nei confronti del Movimento Friuli. Ehm, Anche se in realtà io sono l'ultimo arrivato, ma in questo delicato frangente non posso non fare quanto mi è possibile per sostenerlo. Invito tutti a fare altrettanto, raccomando solamente l'urgenza di queste iniziative e, come dire, la necessità di muoversi in tempi davvero stretti. Buon lavoro a tutti, grazie a tutti e mandi a Duccio.